Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Volevo solo spaventarle davanti alla Jeep. Pietro Nasca cambia la sua versione. Sabato scorso l'uomo aveva investito alla zona industriale di Catania la moglie gravemente ferita ed una sua amica morta sul colpo. Ballottaggi, a Siracusa ha confermato sindaco Francesco Italia, che ha battuto il candidato del centrodestra Ferdinando Messina. Ad Acireale vince Barbagallo, ma sul suo ritorno a Palazzo di Città pesa la legge Severino. 40 anni fa l'omicidio del capitano D'Aleo e degli appuntati Bonmarito e Morici. Presente alla commemorazione il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi, 3 eroi che non sono morti invano. Cominciate a Vittoria le operazioni di bonifica del cosiddetto Hotel degli Invisibili. Negli ultimi anni nella struttura hanno trovato un ricovero in condizioni pessime centinaia di migranti impiegati nelle serre. Incagliata da giorni tra gli scogli la carcassa di un capodoglio trascinata dalla corrente sino al lungomare di Catania. Le operazioni di rimozione si prospettano complesse, aumentano intanto i rischi per la salute pubblica. Il rilancio dello sport passa da infrastrutture moderne. Visita a Palermo del ministro Abodi, che ha parlato anche dell'esclusione del Barbera dalla candidatura per Euro 2032. Ancora una buona giornata da Sicilia 24, cominciamo il telegiornale con la cronaca. Volevo solo spaventarle. Ha cambiato versione davanti al Jeep Piero Nasca, l'uomo che sabato scorso ha rotato alla zona industriale la moglie che è finita in ospedale e un'amica di quest'ultima che poi è morta sul colpo. Sentiamo il servizio di Natale Bruno. Dinanzi al Jeep Marina Rizza per l'interrogatorio di garanzia cambia versione dei fatti. Piero Nasca, l'uomo che sabato alla zona industriale ha arrotato con l'auto la moglie Anna Longo, finita in ospedale con il bacino fratturato, e l'amica di quest'ultima, Cettida Bormida, morta sul colpo. Alla presenza del PM Valentina Bolti, il sostituto che ha firmato nell'immediatezza del fatto il fermo di indiziato di delitto, Nasca ha detto «volevo solo spaventarle», riferendosi alla moglie e all'amica, perché loro si erano rifiutate di tornare a casa con lui, dicendo che erano in attesa di un amico. Ammissioni sì, ma meno pesanti rispetto alle motivazioni spiegate ai poliziotti che lui stesso aveva chiamato dopo aver travolto le due donne all'uscita dalla clinica in cui si era arrecato con la moglie. Ha fatto una dichiarazione parzialmente diversa, dicendo che non era sua intenzione colpire o uccidere le persone, ma solo spaventarle, gli è scivolata la frizione. Vedremo dall'autopsia se il suo racconto è veritiero o meno, aspettiamo l'esito anche delle indagini e poi valuteremo come dobbiamo muoverci, anche perché ha dichiarato di avere problemi di natura psichiatrica ed era in cura presso la clinica dove si sono verificati questi tristi fatti. Nasca al Jeep ha anche riferito che alla zona industriale c'era andato con la moglie Cettida Bormida, particolare che invece non aveva detto al momento del fermo. Così come ha negato di avere travolto per la seconda volta le due donne, dicendo che aveva solo fatto una retromarcia azzardata senza avere la certezza di avere colpito per la seconda volta le due donne. Nasca ha poi rivelato che 6 mesi fa aveva tentato il suicidio e che era in cura al SERT per una dipendenza da alcol. Dopo aver commesso l'omicidio, mentre attendeva la polizia chiamata al 112, ha bevuto 2 biancosardi. Procederete con la perizia psichiatrica? Se ci saranno i presupposti sì, aspettiamo la documentazione. Per il momento sulle sue parole non possiamo fare nulla. Lei non ha chiesto la convalida del fermo? No, perché non c'è un pericolo di fuga, perché lui stesso ha chiamato la polizia dicendo ho fatto questo gravissimo reato, sono qui, vi sto aspettando, venitemi a prendere. È possibile che durante il primo interrogatorio lui era sotto effetto dell'alcol, visto che quando è andato al bar ha bevuto dei biancosarti e ha bevuto degli alcolici? Tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare l'esito delle indagini e vediamo cosa risulta anche dalle analisi che le hanno fatto. Alla fine dell'udienza, durata 10 minuti, il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sull'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
E di questa strage che non accenna a fermarsi ci occuperemo nel nostro spazio di approfondimento quotidiano, in onda alle 14:30, subito dopo il telegiornale. Sicilia 24 Focus con Lorena Dolci dialogheranno Antonella Caltabiano, presidente del Telefono Rosa di Bronte, e l'avvocatessa Maria Rita Said. Inviate i vostri messaggi al 342 745 5005. Potete seguirci anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ancora cronaca, un uomo di 56 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 11 in un cantiere in via Famiglia Sant'Agati a Mister Bianco. Ancora da chiarire le cause della morte dell'operaio che i medici del 118 hanno tentato inutilmente di rianimare. Sul posto, oltre al personale medico, sono recati i carabinieri di Mister Bianco e i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro. E adesso siamo alla politica con le amministrative, con il turno di ballottaggio legato alle amministrative. Francesco Italia è stato riconfermato sindaco di Siracusa. Ieri la festa, oggi si pensa ai prossimi 5 anni. Tra le principali priorità ci sono i fondi del PNRR. Il competitor Ferdinando Messina farà opposizione dal Consiglio Comunale. Francesco Aloi. Prima al Comitato, poi in Piazza della Repubblica per arrivare al Vermexio, Francesco Italia batte Ferdinando Messina e resta sindaco di Siracusa. Una grande emozione, una bellissima soddisfazione che si concretizza anche in un risultato elettorale come non si vedeva da parecchio tempo. Più di 21.000 siracusani hanno votato Italia, oltre 17.000 Messina. Così, con oltre il 55%, ha superato il candidato del centrodestra, che ha avuto il 44% delle preferenze. Bassa l'affluenza alle urne, si è fermata al 38%. Il risultato doppio rispetto sia al 2013 che al 2018, doppio in termini di scarto con lo sfidante. Questo mi ha fatto molto piacere perché evidentemente la città ha risposto con grande convinzione. Migliorare sempre più la città, dice Italia, tra le principali priorità fissa Diserbo e PNRR. Bisogna ripartire con un'azione molto importante sul diserbo cittadino, che è una delle cose che è andata peggio in questi 5 anni, ma sicuramente i fondi, 50 milioni di fondi del PNRR e la nuova programmazione saranno al centro dell'agenda di questa nuova amministrazione, proprio per continuare a cambiare il volto della nostra amata città. Tra riconferme e new entry, la squadra degli assessori è già pronta. Il suo vice sarà l'ormai ex forzista e di bandiera. Con grande intelligenza politica ha ritenuto di allearsi nell'ambito del quadro politico cittadino soltanto con noi. Una vittoria di Francesco Italia, della Siracusa per bene. Il premio di maggioranza non scatterà, ma la speranza di Italia è che in Consiglio Comunale ci sia un'opposizione costruttiva. Lavorerò da subito a creare la più ampia convergenza dentro il Consiglio Comunale e fuori. E sui numeri in Consiglio il competitor Messina si dice cauto. Siamo in attesa del risultato di un'altra lista che potrebbe con le verifiche raggiungere il 5% e quindi modificare l'assetto del Consiglio Comunale. Intanto venerdì prossimo sarà il giorno dell'insediamento. Adesso andiamo ad Acireale. Il giorno dopo il turno di ballottaggio ha vinto Roberto Barbagallo, che ha superato Nino Garozzo. Il neosindaco dovrà però fare i conti con la legge Severino per la condanna in primo grado nel mandato avuto nel 2018. Giusy Lazzara. Una festa e tante lacrime. Roberto Barbagallo è stato rieletto al ballottaggio sindaco di Acireale, superando Nino Garozzo. Arriva la rimonta dopo il primo mandato nel 2018, stoppato da guai giudiziari e la condanna in primo grado per richieste illecite a un vigile. Solo qualche mese fa, in piena campagna elettorale, un avviso di garanzia e poi l'informativa della questura su presunte vicinanze alla criminalità. Niente però ha fermato la corsa a sindaco di Barbagallo, sostenuto da 9 liste che fanno riferimento a Forza Italia. Adesso il neosindaco dovrà fare i conti però con la legge Severino, che prevede la sospensione dall'incarico in caso anche di condanna non definitiva. L'ho detto in campagna elettorale e lo ripeto, l'ultima sentenza è dell'aprile del 2003. Tutti i casi come il mio, nello specifico, quindi parliamo della tentata indebita induzione oppure del tentato abuso d'ufficio, secondo la norma ma soprattutto secondo le ultime sentenze, l'ultima appunto del Tribunale di Agrigento, non si applicano perché il tentato rispetto al consumato sono due cose diverse e siccome il tentato non è citato nella legge Severino,
non si dovrebbe applicare. Poi chiaramente ci atteniamo a quello che il prefetto ci dirà. Il suo sfidante era Nino Garozzo, sempre del centrodestra, ma sul versante più vicino a Fratelli d'Italia e Lega. Anche lui sindaco per 2 mandati e poi 9 anni di assenza dalla politica. La città davanti alla questione morale ha fatto una scelta. Ogni tanto anche i cittadini elettori si assumono delle responsabilità, non solo chi fa politica. Sgombrare le nubi o le zone d'ombra è sempre importante perché è difficile governare, figuriamoci come può esserlo davanti a lati oscuri, a vicende complesse, alle incertezze. Nel secondo turno in Sicilia, ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania, il nuovo sindaco è Quintino Rocca. Il candidato, che aveva dalla sua 4 liste civiche, ha ottenuto il 51,66% delle preferenze, avendola meglio su Giuseppe Santamaria, espressione del centrodestra, fermatosi al 48,34%. A Piazza Armerina, in provincia di Enna, conferma come primo cittadino per Nino Cammarata. Il sindaco uscente, sostenuto da Fratelli d'Italia, UDC e una lista civica, ha ottenuto il 58,67% delle preferenze, contro il 41,33% di Massimo Di Seri, appoggiato da Forza Italia, DC e Sud chiama Nord. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, si è dimesso nel corso della seduta del Consiglio Comunale convocato ieri sera per votare la sfiducia al primo cittadino. È stata letta dal Presidente del Consiglio, Salvatore Sammito, la lettera di dimissioni. Greco ha 20 giorni di tempo per ripensarci, altrimenti decadrebbe ufficialmente insieme alla sua giunta. Preso atto delle dimissioni di Greco, gli esponenti del Partito Democratico, del Civismo e il resto dei progressisti hanno abbandonato l'Aula consiliare del Palazzo di Città, rifiutandosi di votare la sfiducia ad un sindaco già dimesso. A votare il centrodestra e i pro Greco. Alla fine sono stati 9 i voti favorevoli e 8 quelli contrari, una votazione che non ha consentito di raggiungere il quorum di 15, pertanto la mozione di sfiducia è stata respinta. Ed è stata azzerata la giunta comunale di Campobello di Mazara. Il sindaco Giuseppe Castiglione nei prossimi giorni nominerà i nuovi componenti dell'esecutivo. L'azzeramento della giunta, dice ancora il sindaco, rappresenta un atto politico di metà mandato che ha l'obiettivo di dare nuovo impulso all'attività amministrativa nei prossimi anni, rispondendo alle esigenze interne provenienti da alcuni gruppi di maggioranza. Adesso andiamo a Palermo. 40 anni fa veniva ucciso il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, Mario D'Aleo, e gli appuntati Giuseppe Bommarito e Pietro Morici. Oggi la commemorazione nel luogo dell'eccidio alla presenza del comandante generale dei carabinieri Teo Luzzi. Per noi ha servito questa commemorazione Marco Gullà. Era il 13 giugno del 1983, la mafia uccideva il capitano Mario D'Aleo, 29enne, comandante della compagnia carabinieri di Monreale, sotto la sua abitazione in via Cristoforo Scobar a Palermo. L'appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici furono uccisi in macchina a poca distanza dal portone, mentre attendevano appunto l'ufficiale. Sono passati 40 anni e questa mattina, alla presenza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, si sono celebrati diversi momenti di commemorazione, il primo in via Scobar, luogo dell'eccidio. 3, dico, eroi dell'arma contemporanea, perché andarono incontro a morte per certi aspetti anche in modo consapevole, quindi abbiamo il dovere di ricordarli, ma soprattutto di dire ai familiari che non sono morti invano, perché nel frattempo in questi 40 anni molte cose sono cambiate, c'è stato un movimento culturale importante, soprattutto qui a Palermo, ma in tutta la Sicilia, anche in altre regioni italiane, e per noi questo credo che sia l'elemento più qualificante. L'unica cosa, non dobbiamo abbassare la guardia, perché la battaglia nei confronti della criminalità organizzata, visto che siamo qua in Sicilia di Cosa Nostra, è una battaglia ancora lunga. Il capitano D'Aleo aveva sostituito il capitano Emanuele Basile, ucciso 3 anni prima sotto gli occhi della moglie e della figlia. Da lui ereditò le indagini sui traffici illeciti gestiti dalle famiglie mafiose di San Giuseppe Jato, Monreale e Altofonte. Questa mattina presenti anche i parenti dell'appuntato Bommarito. Adesso possiamo dire che siamo finalmente più sereni, perché soprattutto io personalmente mi sono adoperata per questi lunghissimi anni per trovare la verità sulla morte di mio fratello.
che non era morto per caso, ma come ho letto negli atti giudiziari, proprio lui era nel mirino della mafia. Nella caserma di Monreale questa mattina ha scoperto una lapide in ricordo proprio del comandante D'Aleo. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi le altre notizie del giorno. Eccoci di nuovo insieme, le altre notizie con la cronaca ancora. Agenti della Polizia Amministrativa hanno chiuso un ristorante di cucina orientale nella zona centrale di Siracusa, dove sono state accertate violazioni in materia di igiene. Secondo la polizia i locali erano invasi da blatte. Durante i controlli gli agenti hanno riscontrato anche l'assenza di tracciabilità di alcuni prodotti della pesca conservati all'interno del frigorifero, mentre i locali, adibiti al laboratorio per la lavorazione degli alimenti, si presentavano contaminati per la presenza di sporco consolidato con la superficie del pavimento sudicia, presenza di muffa e chiazze di ruggine sulle attrezzature da cucina. A Vittoria adesso è stata avviata la bonifica dei luoghi all'interno dell'Hotel degli Invisibili, struttura abbandonata alla periferia proprio del paese, al cui interno da anni alloggiavano diversi migranti in condizioni inumane. Sono quintali rifiuti rimossi in queste ore sotto l'occhio vigile degli attivisti di Terre Pulite, che in questi mesi hanno avviato una catena solidale per fornire ai migranti cibo, medicinali ma anche assistenza. Riccardo Zingaro, che è stato il primo a sollevare la questione, ci tiene però a mantenere alta l'attenzione. GR Italia. Sono partite le prime operazioni di bonifica dell'Hotel degli Invisibili, la struttura abbandonata nei pressi della stazione di Vittoria, dove da anni abitano diversi migranti, regolari ed irregolari, impiegati nelle serre tra montagne di rifiuti senza né acqua né luce. Solo poche settimane fa un incendio divampato nel tardo pomeriggio, quando gran parte degli occupanti avevano già fatto ritorno dai campi e si apprestavano a passare l'ennesima notte nei loro alloggiamenti di fortuna, aveva rischiato di provocare una strage. Adesso, dopo le pressioni portate avanti dai volontari che hanno puntato i riflettori sulla situazione drammatica di queste persone, il curatore fallimentare della struttura ha avviato i lavori di pulizia e bonifica. Sono quintali i rifiuti rimossi in queste ore sotto l'occhio vigile degli attivisti di Terre Pulite, che in questi mesi hanno avviato una catena solidale per fornire ai migranti cibo, medicinali e assistenza. Riccardo Zingaro, che è stato il primo a sollevare la questione, ci tiene però a mantenere alta l'attenzione. Siamo riusciti finalmente a far bonificare tramite il curatore fallimentare di questa struttura parte dell'edificio e soprattutto stiamo facendo da ponte grazie ai sindacati, l'OSB, la CGIL di Ragusa, che non ci hanno mai abbandonato per quanto riguarda la parte burocratica della situazione, soprattutto riguardante la situazione di molti di loro, sono tutti irregolari, e l'assessore Fiorellini di Vittoria finalmente ci ha dato la disponibilità a mediare con loro, e quindi ci siamo messo in contatto con i ragazzi cercando di trovare una soluzione che va a loro che sia più consona per poter trovare ed evitare spiacevoli risvolti come in questi anni. Adesso bisogna trovare una soluzione abitativa per gli occupanti della struttura. I casi più urgenti al momento sono 3, ma attorno al fabbricato sono decine i migranti che vivono in condizioni estreme nelle case rurali abbandonate alla periferia del paese. Noi siamo vicini ai ragazzi tramite le associazioni, troveremo un'abitazione e una locazione a queste persone. L'importante è che verrà chiuso questa struttura e finalmente verrà data dignità a queste persone, che non lasceremo soli e continueremo ad assistere da volontari. Uno scooterista è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi Centro in seguito ad un incidente stradale che è avvenuto questa mattina sulla statale 121 in territorio di Mister Bianco. Per cause in fase di accertamento, in mezzo a 2 ruote avrebbe evitato un furgone, scontrandosi però con un camion che procedeva in direzione Catania. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in direzione del capoluogo etneo. E proprio a Catania adesso torniamo, perché si prospettano complesse le operazioni di rimozione della carcassa di un capodoglio che da giorni è incastrata tra gli scogli antistanti l'ex istituto nautico sul lungomare proprio del capoluogo etneo. E intanto aumentano i rischi per la salute pubblica, considerati i tanti bagnanti che affollano la zona. Ma sentiamo Simona Mazzone.
È ancora lì, incastrata tra gli scogli del lungomare di Catania, nello specchio d'acqua antistante l'ex istituto nautico, la carcassa del giovane Capodoglio che dopo un viaggio iniziato probabilmente nella zona marina di riposto, spinta dalle onde, adesso è arenata in un anfratto, in avanzato stato di decomposizione. Le nostre immagini realizzate a bordo dell'imbarcazione Luisa mostrano le condizioni del cetaceo, la coda lacera, il dorso consumato, la testa affondata tra le rocce ormai sott'acqua. Da giorni ormai si trova lì e, come confermato dai responsabili dell'associazione Mare Camp, che ha allertato la Guardia Costiera, si attende la rimozione della carcassa. Intanto emerge anche una condizione di pericolo sia per le sostanze rilasciate dall'animale in un punto dove molti bagnanti si tuffano, sia per le imbarcazioni che, transitando da qui, possono scontrarsi con un pezzo del cetaceo che man mano si sta disgregando. È un pericolo anche per le imbarcazioni che, navigando di notte, rischiano di urtare contro questo pesce enorme, questa balena, e possono anche affondare le barche, è normale. Ora è andata diciamo putrefatta già, ma se questa qua si scagliava prima era un pericolo appunto per le barche, è un pericolo. Il cattivo odore si percepisce sia da terra che da mare e man mano che passano i giorni l'aria qui attorno diventa irrespirabile, mentre la rimozione della carcassa pare sia un'operazione complessa. Un'operazione di rimozione e quindi di trascinamento a largo, che è quello che normalmente va fatto quando una carcassa non viene recuperata, è quello appunto di trascinarla a largo e farla affondare. In questo momento la carcassa è in decomposizione, quindi probabilmente quando viene tirata si potrebbe anche rompere. Si prospetta un qualche pericolo ambientale per il mare? Può comportare dei rischi a livello sanitario per l'uomo, in quanto essendo in decomposizione comunque c'è una serie di patogeni che possono portare delle zoonosi, che ovviamente se uno si avvicina alla carcassa sia da terra che da mare potrebbe venire a contatto con questi patogeni. Cosa può essere successo a questo animale? Le cause possono essere tantissime, può essere stata la plastica, ovviamente l'inquinamento, ricordiamoci che è un giovane, quindi può essere un animale che è stato ferito da un'elica, può essere stata una collisione con una nave o ovviamente può essere accaduto per cause naturali. In questo periodo sono tante le segnalazioni della presenza di capodogli nel Golfo. Ci fermiamo ancora e torniamo con la presenza, con la visita istituzionale del Ministro dello Sport a Palermo. Rieccoci insieme, il Ministro dello Sport Abodi oggi in visita istituzionale a Palermo. Il Ministro ha puntato il dito, l'attenzione soprattutto sulla la necessità di modernizzare le infrastrutture e poi è tornato anche a parlare della esclusione dello Stadio Barbera sulla candidatura per Euro 2032, i prossimi chiaramente campionati europei che comunque verranno fra un bel po' di anni. Marco Gullà. Rilanciare lo sport in Sicilia partendo soprattutto dalla ristrutturazione delle infrastrutture. Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi questa mattina ha fatto tappa a Palermo per fare un punto della situazione sullo stato di salute dello sport nell'isola. Siamo al velodromo, per anni dismesso a causa dell'inagibilità dell'impianto. C'è l'idea comunque di partire da questa mattinata per costruire delle cose insieme, ognuno con il proprio ruolo, nel rispetto dei ruoli del comune, della regione, però con tanta voglia di collaborare per migliorare le infrastrutture sportive. Questa è un'altra tappa, certamente per me la priorità sono le palestre scolastiche, devo dire la verità, ma una diversa priorità sono le infrastrutture, quelle più rappresentative della città, e quindi metto per primo il velodromo per ordine cronologico, diciamo così, ma poi c'è l'impianto del rugby, ci sono le piscine, c'è il palasport, c'è il diamante, e poi arriva anche lo stadio. Abodi chiede collaborazione da parte delle istituzioni regionali. Fare un passo che renda onore a quello che fra un mese celebreremo con l'ingresso dello sport in Costituzione, perché ritengo che la Repubblica riconosca il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme. Tutto questo ha un senso se riusciamo a migliorare i luoghi di sport e fare in modo che lo sport sia di tutti e per tutti. Questo è il senso dell'impegno nei confronti di questa comunità
e della comunità siciliana in generale. Il ministro torna anche sull'esclusione dello Stadio Barbera dagli stadi selezionati per la candidatura ad Euro 2032. Il calendario prevederà partite nei 10 stadi, ma io credo che la cosa importante e prioritaria sia quella di contribuire al miglioramento del Barbera. Peraltro abbiamo due situazioni che si devono ancora assestare. La prima riguarda il format dei campionati. Ricordiamoci che stiamo parlando per la prima volta di un evento che avverrà fra 10 anni, 9 anni. Questo da un lato sembra un tempo tipicamente italiano, perché ci potrebbe consentire di fare le cose che ancora non abbiamo fatto in decenni. E dall'altro vuol dire che ancora i format possono cambiare, da 24 a 32 le squadre potrebbe essere per esempio un format, allora potrebbe servire uno stadio in più. Bene, è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi, a voi tutti auguro una buona giornata.